dobbiamo prima di tutto fare i conti con i numeri che abbiamo, quindi ulteriori 230 milioni di taglio, ma anche la necessità di dover rivedere la macchina sanitaria di questa regione, una sanità che ha 21 ULSS, che ha 2 aziende ospedaliere, che ha l'Istituto Oncologico Veneto, e l'intervento che noi vogliamo fare è sulla riduzione dell'apparato dirigenziale, pur garantendo però quei servizi di altissima qualità che la Regione Veneto da sempre fornisce sul campo sanitario. Si vanno a ridurre il numero delle ULSS, si vanno a razionalizzare molte situazioni, pertanto trovare risparmio, trovare un modo per risparmiare e per investire ovviamente nelle cure ai cittadini, che è la cosa più importante. Molte le critiche che arrivano dagli altri schieramenti politici, cosa rispondere? Sa, di solito le critiche fanno parte della politica, il fatto è che questo progetto di legge, il fatto di razionalizzare le ULSS è tema di campagna elettorale e mi pare che trasversalmente sia stato portato avanti, quindi non riesco a capire le polemiche. Poi io sono dell'idea di una cosa: c'è una maggioranza, si è presa una responsabilità, porta a casa un progetto importante per il futuro, poi il futuro dirà se abbiamo fatto bene o male. Cosa migliorerà per i veneti? Ma sicuramente razionalizzare vuol dire risparmiare, vuol dire trovare risorse aggiuntive per investire sul territorio per la cura dei cittadini. Crediamo che sia più importante spendere soldi per curare i cittadini e non per avere ad esempio 21 uffici tecnici.